Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con ilsussidiario.tv. È venerdì 10 aprile 2026. Oggi in primo piano, Bruxelles respinge la richiesta italiana di sospendere il patto di stabilità e Salvini trasforma il no europeo in una battaglia politica. Il governo annuncia un piano da oltre 100.000 alloggi per rispondere all'emergenza casa. Giorgetti rivede al ribasso le stime del PIL 2026, scaricando il rallentamento sugli shock esterni. Dalla Lega arriva una proposta di legge contro la radicalizzazione islamica. Netanyahu apre a negoziati diretti con il Libano da una posizione di forza. E dalla guerra in Ucraina, Putin annuncia un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa. Zelensky risponde con disponibilità simmetrica. Restate con noi, si parte subito. Patto UE. Bruxelles dice no. Dombrovskis respinge Roma. Salvini trasforma i vincoli europei in battaglia politica. Bruxelles alza il muro. Roma rilancia la sfida. Il commissario Dombrovskis ha respinto la richiesta italiana di sospendere il patto di stabilità. L'Europa vive incertezza, ma non una crisi tale da giustificare la clausola di salvaguardia. Il punto politico è tutto qui. La stessa Commissione ammette shock energetico e rischio stagflazione, ma non molla la presa sui bilanci nazionali. Salvini alza il tiro, trasformando il no di Bruxelles in una battaglia contro i vincoli che bloccano famiglie, imprese e lavoro. Il raduno dei patrioti del 18 aprile a Milano si prepara a diventare anche una piazza contro l'Europa dei lacci. Bruxelles parla di regole, la Lega replica parlando di libertà e sovranità. Emergenza casa, via al piano. 100.000 alloggi in 10 anni. Salvini firma il piano sociale della Lega. La casa torna a essere una questione politica vera. Non slogan, non bonus effimeri. Case reali, affitti sostenibili, risposta concreta al disagio di famiglie, giovani coppie e lavoratori. Il governo ha annunciato un piano per oltre 100.000 alloggi popolari e a prezzi calmierati in 10 anni. Il MIT ha escluso tagli ai fondi e ribadito l'obiettivo di rafforzare le risorse. Salvini prova a mettere la firma più chiara, trasformare il tema casa in una storica battaglia sociale della Lega. Il messaggio dal Ministero è netto: meno ideologia, più risposta a un bisogno elementare. Case vere e risposta sociale. Israele-Libano, trattativa aperta grazie a Trump. Netanyahu punta al disarmo di Hezbollah. Trump spinge, Beirut tratta. Israele rompe un tabù e apre a negoziati diretti con il Libano. Netanyahu vuole avviare colloqui il prima possibile, disarmare Hezbollah, stabilizzare il confine nord, trasformare una tregua fragile in un processo politico solido. Non è la pace buonista recitata dall'Europa, è la trattativa che si apre da una posizione di forza. Beirut chiede una tregua più ampia. Israele punta a discutere dopo aver ristabilito deterrenza. Sullo sfondo, Trump viene indicato come il protagonista della pressione che ha riaperto i margini di manovra. Prima la forza, poi il negoziato. Giorgetti frena gli allarmi sul PIL. Stime riviste al ribasso, colpa degli shock esterni, non dell'Italia. La crescita rallenta, ma il governo respinge la lettura catastrofista. Giorgetti rivede le stime del PIL 2026 attorno allo 0,5%, sotto la previsione iniziale dello 0,7%. Non è una crisi strutturale italiana, ma l'impatto di fattori esterni: caro energia, tensioni internazionali, costi importati. La lettura politica torna a Bruxelles. Se l'economia europea subisce uno shock esterno, ma la Commissione chiude i rubinetti della flessibilità, il problema diventa una scelta ideologica contro l'economia reale. Giorgetti non nega il rallentamento, contesta che venga usato per raccontare un'Italia allo sbando. Lega, stretta sulla radicalizzazione. Registri, controlli e bilanci trasparenti. Il caso Annun riaccende il problema sicurezza. La Lega porta in Parlamento una stretta contro la radicalizzazione islamica. Cisint ha presentato una proposta con regole chiare per le confessioni religiose senza intesa con lo Stato.
registri per organizzazioni e ministri di culto, bilanci pubblici, tracciabilità dei finanziamenti. Libertà religiosa sì, ma nessuna zona grigia fuori dalla legge italiana. La proposta arriva mentre il caso Annun riaccende il tema sicurezza. La Cassazione ha annullato l'arresto, ma nel dibattito politico torna il nodo delle ambiguità attorno all'islamismo radicale. Il problema esiste e non può essere liquidato come propaganda. Pasqua, tregua russa-ucraina. Putin annuncia il cessate il fuoco. Zelensky pronti a passi simmetrici. Dentro una guerra logorante si apre una finestra, piccola ma reale. Putin ha annunciato un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa, da sabato pomeriggio fino a mezzanotte del giorno successivo. Zelensky ha risposto subito. Kiev è pronta a passi simmetrici. Non è la svolta risolutiva, ma un test reciproco nel mezzo di un conflitto che continua a consumare uomini e risorse. La tregua non cancella il fronte militare, ma misura la volontà delle parti di fermarsi almeno per un momento. Fragile e precaria, ma pur sempre un segnale. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Governo, il vero fronte è Bruxelles. Meloni tiene il punto. Flessibilità sul bilancio o lo scontro si allarga. La partita decisiva non si gioca a Teheran, si gioca a Bruxelles. L'Italia non può fermare la guerra, né ridisegnare le rotte energetiche globali, ma può combattere in Europa chiedendo che i vincoli di bilancio non strangolino gli stati mentre famiglie e imprese pagano il conto più alto. Il paradosso è evidente. Bruxelles ha concesso deroghe per riarmo e spese militari, ma si irrigidisce quando si tratta di proteggere bollette e filiere produttive. Se la crisi peggiora e la Commissione fa orecchie da mercante, il problema non è più solo contabile, è una questione di potere e di distanza dalla realtà. Hormuz, la posta in gioco. Chi controlla lo stretto controlla il Golfo, Iran, USA e la partita sul petrolio. Hormuz non è più soltanto uno stretto, è il punto in cui si misurano potenza, commercio e controllo politico del Golfo. L'Iran ha introdotto un controllo geopolitico sul passaggio delle navi, imponendo autorizzazioni che funzionano come un casello di Teheran. Il negoziato non riguarda più solo la tregua, ma la natura stessa dello stretto. Gli Stati Uniti vogliono ripristinare lo status quo. Teheran punta a trasformare il proprio ruolo in un potere regolatore riconosciuto. A Hormuz non si decide solo il prezzo del petrolio, si decide chi detta le regole nel Golfo. Turismo, l'Italia regge. I dati frenano il catastrofismo. Il paese reale resiste più dei racconti di crisi. Nonostante guerra, rincari e incertezza, l'Italia non crolla. Il turismo pasquale ha retto, senza il tracollo raccontato da chi prova a dipingere un paese già fermo. Molte destinazioni hanno registrato il tutto esaurito e Confindustria Alberghi parla di tenuta sostanziale. I problemi esistono: costi del carburante, collegamenti aerei fragili, domanda internazionale cauta. Ma prudenza non significa paralisi. Il mercato si è mosso più lentamente, puntando su turismo domestico e resilienza delle mete italiane. Certa stampa descrive il settore già in crisi. Il paese reale, per ora, racconta altro. Ed era l'ultima notizia per oggi. Il telegiornale di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, finisce qui. L'appuntamento è per lunedì prossimo e fino ad allora, cari ascoltatori, passate un buon weekend in compagnia di Radio Libertà. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione